Ed è accaduto come sempre accade, quando qualcosa di straordinario rovescia nel bene e nel male la nostra vita. Se non tutti, certamente molti, ricorderanno il punto esatto della cesura, il prima e il dopo. L'ultimo film visto al cinema, l'ultima pizza con gli amici, l'ultimo concerto allo stadio o in teatro, quel progetto di un viaggio accarezzato e mai nato. Un anno fa, la sera del 21 febbraio, il coronavirus entrava nella nostra vita. Prima era qualcosa che accadeva lontano da noi, una notizia via via più insistente, ma figlia di altri mondi e affare di altra gente. Quella sera, accerchiati da Vo a Codogno, abbiamo capito che stavamo rotolando verso l'ignoto. Tornare indietro non si poteva più. Un anno dopo, lo possiamo dire, le nostre vite sono state sconvolte, i pilastri della quotidianità hanno ceduto, le pareti delle certezze sono implose. Nel giro di una notte abbiamo dovuto ridisegnare abitudini e ritmi, fare dell'impossibile la norma. Abbiamo dimenticato cos'è una mamma che per strada sorride al suo bimbo. Chiusi nel mondo chiuso, abbiamo visto cose che ci hanno spezzato il cuore. La processione dei camion con le bare di rete crematori, il papà solo sotto la pioggia che benedice lo sgomento globale, il bimbo siciliano filmato dalla mamma che piange disperato, vuole andare a scuola, al parco con gli amici e a casa dei nonni. Abbiamo immaginato cose che ci hanno tormentati. Abbiamo cantato sui balconi e pianto quando non ci vedeva nessuno. Abbiamo dimenticato le abitudini di una vita per lasciarci portare dalla corrente di un fiume che in mare sembra non voler sfociare mai e continua a inventare nuove insenature, una dopo l'altra. Eppure, nel mare grande della normalità, di una nuova normalità, noi torneremo. Dimenticare non sarà possibile, rimuovere non sarebbe saggio. Ricordare insieme è quello che vi offriamo di fare in un viaggio con le parole di questo anno. Dal lockdown, che ha svuotato città e vite, all'emergenza gestita tra 1000 quotidiane variabili. Dalla resistenza di chi si è preso cura di noi alla lotta di chi ha combattuto contro il male. Dalla preghiera alla distanza, alle nuove regole dello smart working e della DAD. Dal silenzio dei teatri e della cultura alla solidarietà di chi è stato capace di portare concrete risposte a concrete necessità. Dalla scienza, che ha lavorato per noi, alla speranza chiamata vaccino. Il viaggio di ognuno è stato il viaggio di tutti, lontani, eppure mai come adesso uniti. Vi dedichiamo una parola da sottolineare in rosso. Abbracci. Perché torneranno. Devono tornare. E sarà così bello. Sarà come rinascere.